Dopo le liste delle iscrizioni sono già uscite. Bene. Allora, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta che vi terrà compagnia per un'oretta circa. Nella seconda parte parleremo della settimana mondiale della tiroide. Nella prima parte torniamo ad occuparci del meeting del Triveneto Meeting internazionale di atletica che è in programma sabato a partire dalle ore 15 a Campo Cologna. Siamo in compagnia di Alessandro Coppola e di Arturo D'Ascanio, che sono presidente e vicepresidente della Polisportiva. Allora, discutevamo prima di cominciare del fatto che insomma c'è il piacevole rischio che il meeting dica qualcosa di molto importante, stante anche la presenza di un campione kenyota, è giusto dire kenyota se non mi sbaglio, sì? Keniano, che la scorsa settimana ha fatto faville dove? In Cina. Ha vinto l'edizione, la Diamond League, i 100 metri in Cina. Un circuito, la Diamond League, che è il massimo circuito dell'atletica mondiale, dove partecipano tutti i più forti atleti del mondo. Sappiamo che i 100 metri sono la disciplina, la regina delle discipline dell'atletica, la più importante, la più famosa, e lui ha vinto nella gara più importante proprio sui 100 metri, battendo tutti i più forti atleti del mondo in questo momento in attività. E poi la cosa curiosa che mi dicevi è che avevamo stabilito di farlo venire qui, avevamo fatto un accordo e aveva accettato, dopodiché abbiamo preso un altro atleta molto forte sudafricano, giovanissimo, che debutta proprio sabato, e lui è fermo da un anno e poi a Trieste debutta a 9,94 sui 100 e si chiama Vazala, è fortissimo, un ragazzo. E con questi due sono due atleti di altissimo livello. Avremmo fatto venire anche Simbine, che è un altro grandissimo atleta, ma lì è stato un problema di budget. E dopo abbiamo il campione italiano dei 60 metri assoluti, che è andato agli europei, abbiamo altri atleti internazionali di altissimo livello. Certo che Omaniala e Valaza sono un pianeta diverso. È anche vero che questo Omaniala insomma, è un personaggio che ha una, come si dice, anche per quanto riguarda i suoi social, quindi voglio dire, chi lo segue sa che in questo momento si trova a Trieste. Tutto il mondo. All'ottava prestazione mondiale di tutti i tempi sui 100 con 9,77, al record africano assoluto dei 100 metri. Cioè, quindi c'è la possibilità che sia. E poi ma com'è la storia? Lui dopo Trieste va a Roma. Al Golden Gala, è in prima pagina infatti sulla federazione, sulla pagina della federazione nazionale in questo momento, perché lo aspettano lì. Fa tappa a Trieste e verrà a Roma. È già considerato un titolone anche questo, che lui partecipi qui e dopo va a Roma. È il circuito, l'unico edizione della Diamond League che si fa in Italia. Cioè il massimo, infatti sarà in diretta televisiva sulla Rai, no? Giovedì. E lì lo vedremo di nuovo con tutti questi campioni, ci sarà anche l'Ice e tutti gli americani. Ma c'erano anche lì gli americani. Sì, solo i giamaicani, sui due giamaicani, quello che è arrivato primo e secondo agli ultimi mondiali, non c'erano ancora, perché non stanno correndo in questo momento. Ma di quelli che sta correndo lui ha battuto tutti. Campioni olimpici, in Cina c'era Tebogo, Coleman, io non so se conoscete qui i nomi, ma sono campioni olimpici e mondiali delle ultime edizioni, quindi, e li ha battuti tutti, quindi in questo momento ha la massima condizione di forma, questo è anche importante, è in condizione di forma. E quindi insomma ci sono delle ottime premesse per fare un. Sì, io sono un po' scaramantico ovviamente, ma noi speriamo nella grande prestazione che possa essere di rilevanza mondiale. Allora, anche perché io sono scaramantico perché sai. Anche perché non lo fate correre a mezzogiorno. No, per fortuna no. Appunto, ma insomma, vabbè, questa è un'altra. Batteria finale, 5,40 in batteria, ricordiamo correrà del rettilineo opposto che ha un po' di vento a favore, nei limiti speriamo, perché sennò diventa inefficiente il risultato, oltre 2 metri al secondo, e poi la finale dal rettilineo principale. Allora, come si arriva da Scagno ad organizzare una manifestazione come questa e ad assicurarsi anche questi nomi? Cioè, che tipo di. Insomma, conosco parte della risposta perché è logico che gli atleti che vengono si fidano dell'organizzazione, eccetera. Però come si impianta? Ma intanto partiamo dal numero 19, è la 19esima edizione, per cui è un meeting oramai consacrato.
Se andiamo un po' indietro col tempo, nel 2020, nonostante le difficoltà di quel tempo, siamo risultati al 26esimo posto a livello mondiale, cioè come organizzazione. Sì. Quindi, visto che la domanda è impregnata sull'organizzazione, diciamo che noi piano piano, un passo alla volta e con tanta fatica anche, ci siamo guadagnati quello che può essere così la fama di una società che organizza e che porta a Trieste la grande atletica, e che è quella che ci sarà sabato. Come posso dire, gli atleti so che il termine non è elegante. No, come cercarli? C'è la figura del procuratore, c'è un procuratore. Si ingaggiano in pratica. Sì, un po' come funziona anche con i cantanti, con gli attori, hanno un agente, no? Allora si contatta l'agente, il procuratore in questo caso, e se è disponibile si fanno degli accordi e se va bene al comitato organizzatore e all'atleta stesso si combina, come in questo caso. Noi riteniamo la cosa veramente non fortunata, ma adesso dico, voglio anche peccare di presunzione, guadagnata. Un po' sì, perché abbiamo avuto dei nomi del passato che comunque hanno richiamato altri nomi e dopo uno dice chi è andato lì a questo meeting? Certo. Vanno a vedere il passato che abbiamo avuto atleti, campioni olimpici, anche Marcel italiani, Giacomo, no? Ma non solo lui. Campione olimpionico, è stato avuto 3 volte da noi. Tamberi, abbiamo avuto Torto, ma Torto rispetto a questo qui è un altro passo. È un altro passo in questo momento, mi dispiace doverlo dire. Però insomma attirano questi atleti, noi siamo stati anche sorpresi di questo interesse, però evidentemente ci siamo fatti anche un nome, insomma, perché sennò questo nome chiaramente è grazie anche ai social, anche alla stampa, ma anche a voi televisione che ci aiutate un po' a narrare questo tipo di sport. Perché senza di voi insomma non ci sarebbe, no? Poi gli aiuti istituzionali, quindi il Comune, la Regione Friuli Venezia Giulia, gli sponsor. Diciamo così, c'è una garanzia di serietà conquistata sul campo, nel senso stretto del termine. Riconosciuta ad alto livello. E questo consente. Però quanto tempo prima vi dovete muovere? Appena dopo, da domenica parte già il prossimo. Sì, immaginavo anche. Ormai le risposte. Noi pensiamo già al 20esimo. Addirittura abbiamo una cena con i manager degli atleti, questi due importanti, già venerdì per discutere già di cose del prossimo anno, cioè loro devono pianificare molto prima queste cose qua. Per forza. Poi bisogna avere anche un po' di fortuna, certo. Bisogna beccare nel momento giusto, che stanno in forma. Qui abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché pensare di trovare un atleta così, in queste condizioni, proprio adesso, non si poteva immaginare 3 mesi fa. Quindi questa è anche un componente di fortuna, c'è stata, indubbiamente. Adesso speriamo che domani vada tutto bene, cioè domani, sabato. Certo. E nella città del vento vuol dire che il vento adesso gira a favore. Ecco, ci porta non parliamo di quello che è meglio. Allora, quante... non porta sfortuna. La manifestazione comincia alle 15 con tutta una serie di... Sì, ci saranno anche i bambini, i master, insomma c'è spazio per tutti. E poi ci sono le altre specialità che parliamo. Sì, ecco, volevo arrivare proprio quello che sarà proprio il programma, se potete dirlo, insomma, il più completo possibile di sabato. Chi me lo dice? Me lo dice lui? Vabbè, lo dice lui e io dico gli atleti. Iniziamo alle 15 con i 60 metri dei Paralimpici. Poi alle 15:15 100 metri master, perché anche loro si dovranno esibire, e ce ne sono alcuni anche di questa città molto bravi, che si sono distinti nei vari campionati e nei vari meeting. Poi ci saranno ancora i 50 metri esordienti. Il blocco delle gare giovanili? Sì. Poi i 60 metri under 14 e gli 80 metri under 16, dopodiché inizia il meeting. Ecco, noi sottolineiamo questo circuito riguarda anche le gare giovanili, in quanto questo meeting è nato proprio per le gare giovanili e per fare in modo che i ragazzini si avvicinassero a questo sport e allo sport in genere. Quindi eravamo partiti così e da lì ci siamo sviluppati col settore assoluto e continuiamo a mantenere questa impostazione delle gare giovanili prima e a contatto e dopo e loro gareggiano e vedono queste cose e quindi questo le dà ancora più entusiasmo, no? Più incentivo. Sì, poi ci sono le gare regionali, le batterie e poi cominciamo con le batterie dei 100 metri dove partecipano gli atleti italiani
divisi, sono le qualificazioni. Ho capito. Partecipano tutti gli atleti. Quanti atleti partecipano complessivamente? Sulla qualificazione mettiamo comunque dei minimi, nel senso che non è che possiamo far partecipare tutti, mettiamo dei minimi che siano 11 e 20, 11 e 10 nei 100 maschili, mentre le gare femminili quest'anno non fanno parte del circuito internazionale, sono più di contorno, però ci sono atlete regionali, nazionali, insomma. Però non sono invitate proprio quelli lì, quelli si iscrivono. L'anno scorso abbiamo puntato i 100 femminili. Successivamente alle batterie dei 100, dove speriamo già ci possa essere qualche prestazione buona, l'anno scorso la Besana negli 100 ostacoli aveva fatto il tempo proprio in batteria, la sesta prestazione italiana assoluta di tutti i tempi, si passa poi alle batterie dei 100 ostacoli femminili, che fanno parte del circuito, dove abbiamo diversi atleti interessanti di livello nazionale. Le due triestine, la sfida di Lazzaro Mosetti è la nostra tesserata, e con la Besana che l'anno scorso ha fatto la sesta prestazione, proprio in questa occasione ve lo ricorderete, no? La sesta prestazione italiana, e torna, perché si è trovata bene, evidentemente è piaciuta la pista, e quindi ci saranno anche alcune atlete straniere forti che poi presenteremo, e quindi lì saranno due finali poi, no? Si qualificheranno i primi 6 nella prima finale, così come nei 100 maschili, e i secondi 6 tempi nella finale B. Stessa cosa che avviene nei 100 maschili, dove i primi 6 tempi andranno in finale, e i secondi tempi fanno la finale B, e gli altri pazienza. Domani, tra l'altro, se non mi sbaglio, no? Il meeting viene presentato in conferenza stampa, e c'è una conferenza stampa. Mezzogiorno sala giunta nel Comune di Trieste, che è il grande sponsor della dove saranno dati anche gli ultimi ragguagli, insomma. Il Comune di Trieste è il grande sponsor della manifestazione, in dubbio. Il Comune vi è vicino dalla nascita. Ci permette di crescere. Ecco, questo bisogna dirlo, e ringraziamo, veramente. Noi stiamo lavorando però bene, speriamo. Diciamo che c'è un riscontro. Spero che stiamo dando un riscontro. Poi ripeto, dopo queste gare non ci sono solo queste gare qua, c'è il salto in lungo dove c'è c'è la medaglia di bronzo ai mondiali indoor che si chiama Adcock. Là è un australiano questo qui, sono andato a prenderlo oggi, è arrivato, quindi possiamo dire che c'è. Ha un personale di 8 metri da Venezia. 34. 8,34 metri di personale, 8,27, medaglia di bronzo, anche lui sarà a Roma alla Diamond League, con due avversari da oltre 8 metri. Perché dopo io non vi presento tutti i nomi, però altri due avversari da oltre 8 metri, e 8 metri è l'eccellenza nel lungo. Perché dopo mi pare di capire che quando si organizza appunto una cosa di questo genere, come dire, certo si punta sul campione, però si punta anche su un numero abbastanza congruo di avversari del campione, perché sennò sarebbe soltanto una passerella per il campione e non avrebbe un grande senso. Infatti nei 100 ce ne sono due big, altri 3 ottimi che hanno avuto anche vissuti olimpici, sono atleti olimpici, i migliori italiani, cioè non è che stiamo facendo questo che fa da solo, questo è un fuoriclasse assoluto, cioè è il più forte al mondo in questo momento. Allora uno dice va bene, questo è proprio, poi non è che gli avversari non ci sono, ecco. Quindi sai, uno che dà 1 metro a tutti a livello mondiale, sotto i 10 nei 100 no, come personali sì, solo che lui l'ha fatto adesso, lui adesso che corre così, cioè questo è, gli altri mi piace perché è come se vi sorprendesse la cosa. Sì, sinceramente ci emoziona. No, siamo andati al di là di quello che pensavamo. Siamo andati un po' al di là di quello che pensavamo fare. Noi pensavamo di fare un bello spettacolo, però ci spaventa un po'. Io sono spaventa in senso positivo. In senso positivo, perché è una cosa pura emozione. Emozione, sì, perché è una cosa così. Perché dobbiamo anche, forse prendere in considerazione anche questo fatto, perché chi organizza come voi, queste manifestazioni, certamente le organizza per il pubblico, le organizza per lo sport, eccetera, però dopo certamente quando le cose funzionano, quando le cose garantiscono queste presenze, subentra anche un certo orgoglio, perché comunque subentra anche un certo orgoglio. Ma anche un certo ritorno d'immagine per la città. Per la città, sì, questo sì. Io affronto adesso, ma ripeto, lo faccio da profano, quindi chiedo scusa se farò una domanda che potrebbe sembrare incongrua, eccetera. Però io non capisco, anche perché, ripeto, non è nei miei interessi, però non riesco a capire
Il Grezar funziona, non funziona? Hanno iniziato i lavori. Hanno iniziato i lavori di rifacimento. Stanno rifacendo la pista, sì. Stanno rifacendo la pista. Di nuovo? Sì, di nuovo. Sì, perché si è logorata, era vecchia, bisognava rifarla. Ma noi puntiamo molto sul Grezar per il prossimo anno. Anche perché Certo. insomma, sarebbe, voglio dire, con tutto il rispetto, il luogo ideale, Certo. non solo per voi, ma proprio anche per la città, Certo. potendo ospitare Difatti la sorpresa è davvero grande, quasi devastante, perché fare uno spettacolo del genere al Draghicchio, a cui siamo molto affezionati perché noi comunque nasciamo da là. Io ho corso, anche al Noi come Draghicchio, società siamo nati là. Io come atleta sono nato là. sì. Io abito là vicino, quindi... io mi allenavo per la 24 per un'ora a Colonia. Sì, è ho vero, fatto 24 per un'ora, che facevano anche al Grezar poi. Sì, che facevano al Tutte e Grezar, due, io ho sì. fatto una volta Sì, è vero. 14,770. Del buon Carlo Iraci. Però, 14,770. Carlo Iraci non organizzava male, lui. non male. Sì, sì. Complimenti. E ho Il sempre, famoso Trande Opcina. avrò sempre quella che non sono andato Comunque, sotto. voglio dire, visto che siamo in argomento, abbiamo anche tecnici che si adoperano per chi volesse ricominciare a correre. La butto là. No, insomma, è un periodo al quale, devo dire la verità, sono molto, molto legato, anche per le amicizie che poi ho sviluppato in quel periodo, che tra l'altro sono Sì, ma diventate è un po' la importanti. prerogativa dello sport, creare legami. Sì. Ma poi specialmente adesso anche uno sport fondamentalmente, diciamo, semplice, se non istintivo, come quello della corsa, perché diciamo... Ma anche la corsa veloce è molto istintiva, anzi Sì, ancora di più. per cominciare non è... sì. non è, però appunto rimane anche quello, no? Incontri la gente, conosci, Certo. eccetera. Ma tanta roba. Poi così magari se può servire come conoscenza un po' globale di quella che può essere la corsa. In alcuni concorsi, anche in polizia, viene richiesta una prova, quella dei 1000 metri. Difatti siamo stati contattati anche ultimamente da alcuni ragazzi che devono prepararsi e verranno da noi. Sì, no, Perché abbiamo da appunto tanto degli tempo che istruttori di livello. No, ma per dire che uno dice banalmente la corsa, ma la corsa parte tutto da là. Poi loro chiedono alto i 1000, alto i 1000 di solito, e poi altre esercitazioni. Fra l'altro l'alto, tornando, perché c'è anche la gara di alto femminile, volevo dire questo. Ah, di sotto con l'alto? Sì, nel meeting c'è l'alto sì, femminile, sì. Sono È una 5 bella gare. gara, c'è la campionessa italiana, ci sono diverse atlete importanti, c'è una nostra atleta triestina, emergente, che ha vinto il titolo italiano juniores l'anno scorso, che si chiama Eleonora Viti. Nei 100 ostacoli femminili c'è un'altra nostra atleta tesserata, che abbiamo già detto prima, sì, Nicla, no? Che si sfiderà con un'altra triestina, sì. Questo l'abbiamo già detto, però io volevo far presente che ci sono gli 800 metri anche poi. Ecco, gli 800 metri è un'altra gara importantissima che l'anno scorso aveva visto il record della pista con Lazzaro, no? Giovanni Lazzaro, che era stato una delle stelle dell'edizione precedente. Tra l'altro noi abbiamo visto anche delle immagini che si riferivano all'edizione precedente. Le gare sono sempre quelle di anno in anno, oppure le cambiate, aggiungete? Come funziona da questo punto di vista? Beh, non sono sempre le stesse. Allora, questo è un discorso un po' tecnico. Allora, noi abbiamo... Le gare di atletica sono tante, sono 20 maschili e 20 femminili, escluso quelle fuori pista. Le gare, il meeting, quelli completi, sarebbero 12 gare. Noi abbiamo scelto una formula che ci ha concesso l'European Athletic. Quindi deve essere diciamo così, no, una formula specifica okay, che abbiamo chiesto a noi. 5 gare. Perché abbiamo fatto questo? Cioè non partecipiamo con 12 come le gare complete, no? Quelle più... Perché abbiamo preferito, visto le risorse, di concentrare le risorse su 5 gare sole invece che su 12 e quindi poter alzare il livello di quelle 5. E ogni anno cerchiamo di confermare 3, 4, qualcuno la cambiamo, dipende. L'anno scorso per esempio c'erano i 100 femminili, siamo tornati ai 100 maschili adesso e abbiamo fatto bene. Però anche l'anno scorso i 100 femminili erano stati buoni.
l'anno scorso c'era l'asta, per esempio, quest'anno abbiamo messo l'alto femminile, l'anno scorso c'è l'alto maschile invece, che era venuto sottile, che era il quarto alle Olimpiadi, no? Quest'anno sono le donne invece, dell'alto, con una bella gara, molto equilibrata e anche di alto livello. Intorno a 1,80, 90, 85, anche oltre 1,90. Ma è vero che è bene che che un appuntamento come il meeting si svolga sempre più o meno nello stesso periodo? O non è, o questo magari riguarda altro tipo di manifestazioni? Quello dipende dal calendario. Dal calendario internazionale. Quella è una delle cose più complesse, perché devi andare a cercare lo spazio all'interno di un calendario nazionale e anche quello internazionale, perché se li vai a coincidere con gare della Diamond League, che già c'è, perché c'è a Rabat fra l'altro, il Marocco, però non è che tutti vanno lì, cioè dobbiamo sempre trovarci un pertugio, uno spazio dove farlo, che non ci siano gare che ci vanno a portare via dalla persona, sia in Italia che all'estero. Quindi non è detto che, però voi siete sempre più o meno in questo periodo? No, l'anno scorso l'abbiamo fatto in fine luglio, quest'anno abbiamo anticipato di 2 mesi. Pensavo che forse magari mi riferisco più che altro ad altro tipo di gare, di corsa anche magari su strada, eccetera, e quello magari è diverso anche per tutta No, noi purtroppo dobbiamo un cose. po' attenerci agli spazi che abbiamo. Cerchiamo di essere più costanti possibili, però delle volte non riusciamo, perché poi i mondiali qualche volta li fanno prima, li fanno dopo. Già, certo. Quest'anno non ci sono i mondiali finalmente, perché questi anni che hanno fatto i mondiali perché recuperavano il periodo del Covid, no? E quindi ha dovuto fare tutti i recuperi delle edizioni che hanno saltato. Ho capito. E quindi siamo andati avanti con sovrapposizioni continue, però adesso per fortuna abbiamo finito, quest'anno ci sono gli europei in Inghilterra, quindi per fortuna almeno questo. L'ultima cosa posso dire ancora una? So che sono tante cose da dire. No, ma di fatto, perché c'è un altro circuito che qui in atletica è quello nazionale, che si chiama High Speed League, è un circuito che loro fanno dove partecipano atleti italiani e fanno le loro premiazioni. Abbiamo inserito in questa manifestazione. Quindi oltre alla storia internazionale, la manifestazione giovanile e il circuito nazionale di atleti. Quindi dovete anche essere, come dire, propositivi in un certo senso, tutte le altre gare. Ma dovete anche essere, come dire, aperti ad altri inserimenti, nel senso rispetto a quello che c'è in giro. Certo. Sì. No, io parlavo delle gare, le altre gare, che non sono quelle 5 lì. Cioè dopo ci sono i 100 femminili, 200 femminili, 400 femminili, 100 maschili extra, i 200 maschili, i 400 maschili, poi ci sono delle gare simpatiche come il lungo da fermo, che può partecipare chi vuole, quindi non neanche 7 serate. Lungo da fermo? Sì. Cioè uno salta coi piedi pari e fin dove arriva... E stacca coi piedi pari e fin dove arriva si vede il segno, la misurazione, c'è una tabella, viene organizzato dalla Queen Atletica, dal circuito, è simpatica, si fa all'inizio proprio. Deve essere anche curiosa come... Sì, ma non può neanche 7 serate, può partecipare anche un giornalista se vuole. Per forza può partecipare chi vuole, è una gara libera proprio, ti danno lì con le cordella, misurano, non sono stati ufficiali, cioè non è che sono inseriti nel calendario, però è una cosa simpatica che abbiamo fatto. Provi a venire vestiti scarpe da ginnastica. Le scarpe da ginnastica. All'inizio della manifestazione alle 2, sì. Alle 2, sì, simpatico, facciamo così. Loro sono... Prima dei bambini ancora, sì. Allora, invece, perché poi dopo, che cosa fa la Polisportiva Triveneto Trieste, diciamo così, quando non organizza il meeting? Perché insomma, voi siete presenti comunque sul territorio, quindi bisogna ricordare anche questo. Tutte le volte mi dimentico sempre di fare questa domanda. Siete una squadra come tutte le altre? Siamo una società che fa l'attività, certo, sì. Abbiamo atleti anche forti. Campioni italiani, abbiamo Lorenzo Modugno che ha vinto il decathlon l'anno scorso, assoluti. Abbiamo Leonora Viti, campionessa italiana junior del salto in alto, è stata premiata anche sul discorso scuola sport, dalla come si chiama? Vabbè, non importa, Panathlon. Dal Panathlon, sì. Scusate, mamma mia. C'era la vecchia presidente del Panathlon che non... Vabbè. Poi abbiamo abbiamo scoperto atleti che hanno fatto nazionali. Max Mandusic è stato creato è venuto fuori dal nostro vivaio.
Da quando esiste la società? 2004. 2004, sì. 8 aprile 2004. Ti ricordi anche la data? Sì. Fondatore. 2004. E perché nacque? Nacque con lo spirito di creare un rapporto tra... Eravamo partiti come preparazione atletica per altri sport in realtà, e poi creare un settore giovanile. Poi dopo, visto che venivamo dall'atletica noi chiaramente, abbiamo sviluppato sul discorso più agonistico, mantenendo però il discorso anche non agonistico. Quindi, e da lì siamo cresciuti dai bambini, infatti le prime edizioni del MITI erano di bambini. Sì, ho capito. E la cosa divertente è che atlete come la Mosetti, la Di Lazzaro, che verranno adesso, che sono atleti italiani tra le più forti in Italia, gareggiavano quella volta nel meeting giovanile come bambini. Quando c'è stato il... Terza edizione, si vede il vostro video del Tele 4, noi abbiamo ancora i video dell'edizione della terza edizione, che era del 2009, credo, 2010, non mi ricordo più, che ci avevate fatto il dischetto, e che si vedono questi atleti che poi dopo erano bambini che saltavano, come giocano. Quando c'è stato per quanto riguarda il meeting, a livello internet, come si dice, il turning point, cioè il momento in cui non era più dedicato solo ai bambini, eccetera, quando è incominciato a spiccare il volo? Nel senso, quando è diventato internazionale? Sì. Ed era praticamente... 2018. 2018. Sì, il 17 è la prima nazionale. Sì. Ho fatto una prima sola. era nazionale, sì. Prima era regionale, poi nazionale. Se vuole sapere anche il motivo del passaggio. Me lo sa lui questo. Come? No, dico il motivo del passaggio. Praticamente noi abbiamo iniziato a collaborare che era ancora nazionale. Mi sono trovato bene, anch'io sono un master, faccio atletica. E questo livello di organizzazione era simpatico, ma lo vedevo anche, diciamo, con grandi margini di miglioramento. Allora ho proposto ad Alessandro, perché non lo facciamo diventare... È stata una sua idea. Perché non lo facciamo diventare internazionale? La risposta è stata, posso dirlo? Sì, di. Sì, ma ci sono 1.000 euro di iscrizione. Si faceva da ridere. Ho detto, scusa, 1.000 euro di iscrizione si troveranno con gli sponsor, ma questo per sottolineare che c'è la volontà sempre a fare meglio. Però questo rende ancora più interessante sottolineare che comunque, come dire, in poco tempo, perché 2018 significa 9 anni, 8 anni fa, sì, 8 anni fa. 11ª edizione era. Però vuol dire anche che, come dire, quel discorso di crescita, quel discorso di fiducia che chi è del ramo ha in voi si è, come dire, concretizzato in tempi relativamente brevi, insomma, perché 8 anni non è tanto oggettivamente. Non è tanto, sì, per i risultati. Per i risultati ottenuti sì, è vero questo, ma appunto forse anche la fortuna ci ha aiutato, ma io credo proprio è tutto l'entourage che si era creato prima, già con i bambini, già con il circuito nazionale, perché niente nasce così, d'amblè. C'è stato poi Alessandro Coppola, è un ex atleta, è stato un velocista, ed è uno, a parte il carattere, cioè è uno dei più appassionati che ho mai conosciuto nell'ambito, per cui l'atletica per lui è in cima alla classifica. E quindi diciamo questo passaggio è stato favorito, credo, dalla forza, dai vari innesti, perché abbiamo avuto vari collaboratori, man mano li abbiamo anche, magari li abbiamo cercati altri. Come appunto quest'anno un nuovo procuratore, nuovi atleti e un nuovo livello. Noi quest'anno stiamo vivendo proprio in effetti un'esperienza impagabile. Siamo un po' nel pallone in certi momenti perché in effetti le chiamate sono tante, Alessandro può confermare, però forse il fatto che riusciamo ad adattarci anche ai vari progressi che stiamo ottenendo man mano, forse questa è un po' la chiave del successo. Allora ricordatevi l'appuntamento di sabato pomeriggio a partire dalle 15 ufficiali. Posso solo dire l'ultima cosa? Come no? Il memorial Jack Benvenuti ci interessava Sì, sottolinearlo perché secondo me proprio dal 2018,
a seguito di una disgrazia terribile, che avvenne proprio nel 17, anche quello fu una delle cose che ha portato avanti questo, e ha dato il nome a questa manifestazione. Okay. Voi sapete che, insomma, non dico altro, e sì, quindi, anche ospite, il papà è venuto più spesso. Sì. Il papà, che è poi il nipote di Nino, no? Nino, benvenuti. Allora, lui era un nostro atleta, quel ragazzino lì. Allora, era un nostro tesserato. Certo. Ricordatevi questo appuntamento di sabato prossimo, dopodomani, a partire dalle 15. A partire dalle 15. A partire dalle 15 su in Campo Colonia. Grazie ad Alessandro Coppola e ad Arturo D'Ascanio della Polisportiva Triveneto Trieste, buon lavoro. Grazie. E adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato abbiamo in programma di occuparci della settimana mondiale della tiroide, che si svolge dal 23, quindi è incominciata già, che si conclude a questo punto il 31 di maggio. Siamo in compagnia della professoressa Stella Bernardi, che è direttore della struttura semplice di endocrinologia, e della dottoressa Veronica Calabrò, che è appunto endocrinologa presso la struttura che afferisce all'ospedale di Cattinara. Grazie ad entrambe per essere tornate, credo, a trovarci. Io direi, professoressa Stella, che cos'è la settimana mondiale della tiroide? Come si è svolta, come si avvia alla conclusione? Anzitutto buonasera, grazie. La settimana mondiale della tiroide è una settimana che è stata istituita anni fa da società scientifiche mediche di endocrinologia, e ogni anno le società come la Società Italiana di Endocrinologia sono molto attente a invitare gli endocrinologi a organizzare momenti informativi, divulgativi, per sostanzialmente ricordare l'importanza del mantenimento della salute, del benessere della tiroide, che è una ghiandola endocrina fondamentale per l'organismo in tutte le fasi della vita. Mi sembra che quest'anno, e noi approfondiremo poi questo, mi sembra che quest'anno il focus è incentrato su tiroide e nutrizione, tiroide ed alimentazione. Esattamente, la tiroide è una ghiandola che produce degli ormoni che attraverso il circolo ematico, sono sostanze chimiche gli ormoni, messaggeri chimici, diciamo, che attraverso il circolo ematico raggiungono gli organi e i tessuti e li regolano. Allora, questi messaggeri chimici hanno nella loro struttura dello iodio, e già questo ci fa capire quanto importante sia l'alimentazione e il corretto apporto di iodio, e il corretto in termini quantitativi apporto di iodio per la formazione degli ormoni della tiroide. Non c'è però solo lo iodio, ma anche il ferro e il selenio. E poi, dottoressa Calabrò, molti, riferendosi a se stessi o riferendosi anche ad altre persone, dicono soffre di tiroide. Che cosa la vulgata intende quando si dice soffre di tiroide? Sì, va detto innanzitutto che le patologie tiroidee di fatto sono estremamente frequenti. In Italia siamo circa 6 milioni di persone a soffrire di patologie tiroidee. Una persona su 10 sicuramente ha disturbi, tra cui l'ipotiroidismo e anche i noduli della tiroide, che sono, diciamo, le due patologie più frequenti. Il punto è che individuare queste patologie richiede una sensibilità particolare da parte anche, diciamo, del medico curante. La cosa necessaria è non fare, ecco, il messaggio corretto è questo: non bisogna screenare tutti per le patologie tiroidee pur essendo così frequenti, ma di fatto soltanto se c'è una storia clinica alle spalle che ci porta a sospettare una patologia tiroidea, e se ci sono un insieme di fattori che il paziente presenta, per esempio l'assunzione di alcuni farmaci, l'amiodarone, il litio, oppure anche una familiarità
una familiarità per patologie tiroidee dovrebbe spingere il medico di base o lo specialista a indagare eventuale presenza di patologia tiroidea nel paziente, e poi ovviamente se il paziente mostra tutta una serie di sintomi e segni che possono far sospettare. E quello che bisogna fare è sostanzialmente degli esami del sangue, quindi controllare gli ormoni tiroidei nel sangue e, laddove necessario, sempre in condizioni specifiche, eventualmente associare anche l'esecuzione di una ecografia tiroidea. Sono problemi, diciamo così, sintomatici, cioè ci sono dei sintomi precisi? Questa è una buona domanda, perché tanta parte della patologia tiroidea è subclinica, ovvero diciamo senza franche manifestazioni, e può presentare dei disturbi che sono molto aspecifici, che possono essere la stanchezza, la perdita di capelli, però questi sono problemi in realtà che possono essere legati a tantissime in realtà cause e altre patologie. Allora diciamo che quello che dovrebbe orientare il paziente e poi il medico è il fatto che la persona presenti più disturbi che, come dire, più indizi, ecco, più indizi che portano, diciamo, a quel sospetto, ecco, perché noi dovremmo essere come un po' gli investigatori, no? Che raccolgono le prove, e allora effettivamente se la persona ha almeno 3-4 cose che fanno pensare, o comunque, diciamo, degli indizi di una certa gravità, in particolare calo di peso importante, tachicardia, allora in quel caso sì, si fa un approfondimento per capire se c'è una patologia alla tiroide. Molti sostengono nel senso, forse così un computo molto generico fa pensare che sia una patologia che coinvolge di più le donne. È vero, è assolutamente vero. Sì, sì, le donne sono quelle maggiormente coinvolte e questo dipende dal loro assetto ormonale, per cui proprio l'ambiente estrogenico fa sì che le donne possano sviluppare con più facilità diverse patologie, in particolare quelle autoimmunitarie, e quindi la famosa tiroidite di Hashimoto, e poi c'è anche l'altro versante, l'ipertiroidismo autoimmunitario. Quindi è un dato epidemiologico vero, a soffrire di più di patologie tiroidee sono le donne. Con quale percentuale rispetto agli uomini, cioè se ha senso come domanda? Diciamo che il rapporto dovrebbe essere circa di 6-1, ecco, tenendo presente, sì, ma non è, come giustamente diceva la collega, non solo c'è la predisposizione a andare incontro allo sviluppo di patologie autoimmunitarie. La donna sembrerebbe avere un sistema diciamo immunitario un po' più vivace, che la difende meglio, e questo dovrebbe essere stato selezionato attraverso l'evoluzione, che la difende meglio, però anche che poi può presentare il problema anche di porla più a rischio di avere un sistema più prono all'autoreazione, ecco. Detto questo, perché viene sottoposto anche questa difesa, significa che il sistema si anche sottopone a ecco, un po' più vivace, ma al netto di tutto questo poi c'è da ricordare anche il fatto che la gravidanza è un momento nella vita della donna che pone la donna a rischio di patologia tiroidea. Perché? Perché in gravidanza, e ritorniamo all'alimentazione, aumenta il fabbisogno di iodio, e quindi la donna è più prona ad andare in carenza, perché ricordiamo che il fabbisogno di iodio nella popolazione generale è di 150 microgrammi die, e che possono essere assunti utilizzando poco sale ma iodato, oppure mangiando pesce, latte e uova, mentre nella donna in gravidanza il fabbisogno arriva a 250 microgrammi die, quindi automaticamente la donna in gravidanza se non introduce più iodio va in carenza. Questo rende ragione di tutti anche diciamo quei dipinti che possiamo vedere da Caravaggio, Artemisia Gentileschi, dove le donne in età fertile apparivano con i gozzi, soprattutto
in tempi in cui la iodoprofilassi non esisteva. Sì, sì. Prima di tornare ad occuparci proprio di alimentazione, eccetera, c'è una mia curiosità. In un periodo in cui si parla molto, adesso non mi ricordo esattamente, sono appena ritornato dalle ferie, figuriamoci se non andavo in ferie, ma comunque quando si parla di medicina, mi viene da dire medicina partecipata, il termine è un altro ma adesso non me lo ricordo, immagino che endocrinologia sia un campo che viene molto interessato da questa medicina, come si dice? Ho perso il termine. È chiara la domanda? Io credo che voglia dire che l'endocrinologia è una di quelle discipline che fanno un po' da ponte alle grandi, diciamo, sì, alle grandi branche specialistiche, sì, ed è anche un po', diciamo, il cuore insieme alla medicina interna di come il clinico debba un po' muoversi, sì, intendevo questo, per poter riunire i pezzi di un puzzle e poi cercare di capire, come anche diceva la professoressa Bernardi, raccogliere indizi, prove e poi cercare di fare la diagnosi corretta e quindi anche la terapia più appropriata. D'altronde, se lei pensa, l'endocrinologia, che si occupa degli ormoni e delle ghiandole che producono gli ormoni, si occupa del secondo sistema di comunicazione che ha il nostro organismo, perché i due sistemi che mettono in comunicazione gli organi fra di loro sono il sistema nervoso e il sistema endocrino, e quindi non può che essere, diciamo, una medicina veramente partecipata, perché sono adesso non mi viene in mente, ecco, scusa, ma è così. Però insomma il concetto è questo, che tutte le fasi della vita sono importanti per l'endocrinologo e diciamo al di là delle ghiandole endocrine e gli ormoni, tutti gli organi sono bersaglio degli ormoni, e quindi di fatto l'endocrinologo diventa, diciamo, il referente o comunque l'interlocutore per tutti gli specialisti. Sì, bisogna avere un approccio olistico al paziente, quindi guardarlo nella sua interezza, e questo ancora di più lo deve fare l'endocrinologo, perché, come ha detto la professoressa anche, insomma, gli ormoni raggiungono tutti i tessuti, gli organi del nostro organismo, quindi le ripercussioni di una disfunzione ormonale sono molteplici. Io a questo volevo arrivare, giustamente voi avete capito. Allora, parliamo adesso invece proprio della questione dell'alimentazione. Sempre di più, francamente, qualunque sia la problematica di cui ci si occupa anche nelle nostre trasmissioni, la questione alimentare, la nutrizione, l'alimentazione saltano sempre fuori, insomma. È evidente anche. Nel caso appunto della tiroide c'è, come dire, un aspetto ancora più importante per certi aspetti? Beh, allora, sicuramente l'aspetto fondamentale è quello del, diciamo, adeguato apporto di iodio, senza il quale non vengono ad essere, diciamo, formati gli ormoni. E questo è il motivo per cui dagli anni 90, proprio per contrastare le patologie di ipofunzione della ghiandola, è stata introdotta la iodoprofilassi come misura di salute pubblica, che prevede l'utilizzo di sale iodato. Ora, e inoltre, diciamo, sempre come misura di salute pubblica, i mangimi per gli animali sono addizionati di iodio, quindi oggi noi, consumando latte e uova, mangiando il pesce che è ricco naturalmente di iodio e utilizzando poco sale ma iodato, riusciamo ad avere un buon apporto di iodio. È chiaro che oggi non siamo più, diciamo, con i trend alimentari degli anni 90, perché ci sono nuove tendenze alimentari, come ad esempio le diete vegane, che possono cambiare quelle che sono, diciamo, le nostre abitudini come medici di fronte ad una popolazione o a dei pazienti che cambiano come abitudini, e quindi noi dobbiamo cambiare il nostro approccio. Sì, perché? Perché la dieta vegana, che è naturalmente povera di uova, latte, pesce, mette il soggetto a rischio di avere carenza iodica, e quindi bisogna fare attenzione a questo, come anche ad altre carenze, vitamina B12, calcio, vitamina D, e quindi questa ecco sì, questa non l'avevo mai, come dire,
pensata in tal senso, no? Che l'affermarsi di una nuova dieta poi pone dei problemi anche ai medici, insomma, delle persone che scelgono poi un certo regime alimentare. Questo non ci avevo pensato. Certo, perché poi la persona che sceglie una determinata dieta può andare incontro, si espone a delle carenze nutrizionali importanti, quindi possono venire meno quei microelementi e macroelementi necessari, macronutrienti necessari per il corretto funzionamento dell'organismo e anche per la corretta produzione degli ormoni. Non so se ha senso come domanda e immagino che sia comunque troppo generica, ma io in ogni caso la faccio ugualmente. Se uno, mettiamo, sceglie una nuova dieta o un nuovo regime alimentare, dopo quanto tempo, se vi fossero dei problemi, se ne accorge? Questa è una bella domanda che non ha, diciamo, una risposta. Sì, mi rendo conto che è troppa... Per la vitamina B12 ci vogliono anni, perché abbiamo il fegato che insomma è un serbatoio che l'accumula, però di fatto, per esempio, come diceva la professoressa Bernardi, cioè lo iodio deve essere fornito quotidianamente. Quindi se capita di eliminare totalmente latte, latticini e pesce, già nel giro di poco tempo tu non riesci più a soddisfare quel fabbisogno. Ecco. Sì. E comunque il filo conduttore qual è? Diciamo, il benessere della persona, il fatto come dire, che alcuni parametri siano mantenuti nella norma, come il peso ad esempio, quindi verificare che la persona non cali troppo o comunque non prenda peso, che stia bene, anche in termini di pressione, e poi diciamo ci possono essere delle analisi generali che vengono fatte, che possono aiutare, e anche diciamo quando ci si rapporta con il medico dichiarare qual è la propria dieta è importante, perché in base a quelle che sono le abitudini del soggetto il medico può certo. diciamo ipotizzare di andare a cercare alcuni deficit oppure invece no. Ma è vero anche che, ripeto, qui forse una delle fake news delle quali parleremo avviandoci alla conclusione, però è anche vero che sempre in maniera molto generica, alcuni cibi passano fanno dei giri molto strani, no? Tipo dice, vabbè, il caffè fa male, e però forse mica sempre. La cioccolata fa male, no, la cioccolata fondente non è poi così male. Come ci si dovrebbe muovere anche quando si leggono delle cose anche i titoli quantomeno di alcuni servizi nei supplementi salute dei quotidiani? Beh, allora il punto è che è tutto vero nel momento in cui si sbagliano le quantità. Siamo sempre là. Sì. Esatto. Sì. Prendiamo lo iodio. Se diciamo ingerissimo un quantitativo massiccio di alghe, la nostra tiroide si bloccherebbe come meccanismo di difesa, e allora viene fuori il titolo lo iodio fa male. No, in realtà è la quantità e poi come diciamo tutti gli elementi sono nella dieta integrati. Certo. Alla fine vince sempre il concetto, che può sembrare apparentemente banale, però in realtà è così, che una dieta equilibrata alla fine è quella migliore. È quella migliore. O per dieta immagino che intendiamo alimentazione, ecco, non restrizione. Non restrizione, si intende regime alimentare. Ma per esempio a me che ultimamente piace molto il kefire. Fa più che bene per il microbiota intestinale. Okay. Non devo logicamente tuffarmici dentro, però voglio dire almeno una che ci abbia azzeccato, insomma, perché Coca-Cola è off limits ormai. No, però sul kefire c'è sul kefire. Meno male, questo già mi fa star meglio. Allora, affrontiamo adesso queste fake news che riguardano la tiroide, che molte, come dire, probabilmente poi derivano anche da appunto quella sorta di virgolette saggezza popolare che ritorniamo a soffre di gara tiroide.
che è questo. Per fortuna che ha la tiroide. Sì. Sì, allora ce ne sono diverse. Diciamo che una che potrebbe essere, come dire, sfatata è il fatto che chi ha la tiroidite autoimmune, quindi la malattia di Hashimoto alla tiroide, dovrebbe seguire una dieta povera di glutine. Ecco, questa è una fake news. Perché? Perché la dieta agglutinata va bene per le persone che hanno una celiachia. Ora, la celiachia, che è una malattia autoimmune, molto spesso si associa effettivamente alla tiroidite di Hashimoto e quindi probabilmente, diciamo, questa fake news trova le radici nel fatto che alcune persone con l'Hashimoto hanno un giovamento perché hanno la celiachia, ma la celiachia è una malattia indipendente e quindi chi ha un problema di tiroide deve stare attento ad alcuni aspetti, appunto l'abbiamo detto, iodio, ferro, selenio e un'alimentazione sana in generale, ma non ha assolutamente la necessità di una dieta povera di glutine che tra l'altro mette a rischio la persona di non tollerarlo più quella volta che lo reintroduce. Perché se noi togliamo completamente un alimento possiamo essere più proni, se lo reintroduciamo, a non tollerarlo più. E quindi attenzione anche a, diciamo, sbilanciare la propria alimentazione. Chiedo alla regia se magari mi fate perché essendo che oggi siamo in diretta non ho chiesto a che ora dobbiamo chiudere, quindi quando manca un minuto alla chiusura fatemi dei segnali così io capisco. Ha senso, cioè, la domanda è mal posta, ma comunque, non esiste uno screening, no, per problemi alla tiroide? No, esiste lo screening, solo che deve essere fatto, come abbiamo detto prima, in maniera oculata, cioè non a tappeto, non su tutti, perché è una questione di utilità, deve essere utile per il paziente e anche una questione, diciamo, di economia, ok? Quindi se il paziente ha dei segni e sintomi che fanno sospettare una malattia tiroidea o una storia clinica sua o una familiarità, allora lì dobbiamo, certo in alcune diciamo fasce di popolazione dobbiamo essere attenti, così attenti che per esempio l'ipotiroidismo neonatale, lo screening per ipotiroidismo neonatale in Italia e anche in altri paesi è obbligatorio, perché ovviamente nel neonato bisogna prestare la massima attenzione ed è una cosa sulla quale occorre intervenire immediatamente. Quindi l'unico, diciamo, screening tiroideo obbligatorio è quello dell'ipotiroidismo neonatale. Il bambino non viene dimesso se vengono controllate tutta una serie di malattie metaboliche e l'ipotiroidismo è una di queste, se prima non si esclude, diciamo, un quadro di ipotiroidismo. Nella popolazione adulta bisogna prestare attenzione ad alcuni, diciamo, fasce. Sicuramente una maggiore attenzione la meritano le donne gravide, in gravidanza, però anche lì non è indicato fare degli esami per la tiroide in tutte le donne in gravidanza, soltanto laddove ci sia anche qui una storia o il fondato sospetto che la paziente possa avere delle patologie tiroidee, per esempio una paziente che ha avuto nella sua storia tanti aborti. Allora, non spiegati, lì anche le linee guida ti dicono prova a vedere se la tiroide funziona oppure no. Allora adesso mi avvisano che dobbiamo chiudere. Io ringrazio davvero la professoressa Stella Bernardi e la dottoressa Veronica Calabrò per essere state nostre ospiti. Buon lavoro, noi ci vediamo domani come sempre alle 17:55.